Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. La pioggia, forse un sorpasso azzardato, poi il tragico schianto che ha causato la morte di 3 persone ieri pomeriggio nella statale 52 tra Cavazzo Carnico e Tolmezzo. Uno schianto frontale, secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, la Saab nera alla cui guida c'era il 46enne Massimiliano Anesi, residente a Cavazzo, ha impantato frontalmente contro la Fiat 500 bianca condotta dai coniugi Carlo Lunazzi, 74 anni, e Maria Dorigo, 71, entrambi di Tolmezzo. Sul posto immediatamente intervenute le forze dell'ordine e sanitari che nulla hanno potuto fare per salvare le 3 vittime. Una comunità sconvolta, quella di Tolmezzo. Le preghiere della Domenica delle Palme sono state dedicate alla coppia e al padre dei 2 bimbi. Per Monsignor Angelo Zanello si tratta di uno dei lutti più gravi che ha colpito la comunità. Perdere 3 persone, un papà di 2 bambini che tra l'altro hanno partecipato e partecipano all'estate Gianelli, alle varie iniziative, e tutte e 3 in un incidente che non sappiamo ancora da che cosa e come sia stato causato e come sia stato possibile. Stamattina abbiamo pregato per loro e abbiamo pregato soprattutto e anche per le famiglie, i familiari, i figli, i congiunti, perché è davvero traumatico ciò che è accaduto e naturalmente ha suscitato in tutta la comunità un desiderio di stringersi attorno a questi fratelli e sorelle particolarmente provati da questa disgrazia. Mi ha anche commosso e mi ha fatto piacere che molte persone abbiano voluto esprimere questa vicinanza con segni anche esteriori e con una decisa volontà di condividere questo momento di sofferenza e in profonda unità con queste famiglie. Sono 48.756 ucraini profughi transitati per i valichi confinari del Friuli Venezia Giulia dall'inizio del conflitto. Di questi 4.230 si sono fermati in regione, per la maggior parte ospiti di amici e parenti. Soltanto 714 risultano ospitati in strutture pubbliche della regione nella rete dei centri accoglienza spontanea, che nella provincia di Trieste sono circa 250. In occasione della visita a Trieste del sottosegretario dell'Interno Sibilia, sul tema dell'accoglienza è intervenuto anche il prefetto di Trieste, Annunziato Vardè, che ha parlato anche di rotta balcanica che con l'arrivo della bella stagione potrebbe riprendere. Il flusso della rotta balcanica aumenta nei mesi estivi, quindi dobbiamo cercare di non farci trovare impreparati. Gli arrivi sono soprattutto da Pakistan e Afghanistan, paesi in guerra ormai da tempo, in particolare l'Afghanistan, che ha visto un ritorno al potere dei talebani, un flusso di esseri umani di cui oggi il Friuli Venezia Giulia fa fatica a farsi carico. Dovremo far funzionare la ripartizione, perché evidentemente questa regione, che è regione di confine, non può trattenere tutti quelli che arrivano dalla rotta balcanica. Quindi dopo il periodo di quarantena, che al momento è stato ridotto, dovremo chiedere il ricollocamento in altre zone dell'Italia dei profughi che arriveranno, proprio anche in considerazione del fatto che dobbiamo fronteggiare anche le esigenze dei profughi ucraini. I dati della pandemia nella nostra regione, dove si sono registrate 808 positività su 6.733 tamponi, 2 le vittime, un paziente in terapia intensiva, 140 negli altri reparti. Il Friuli Venezia Giulia dimostra di essere una forza nell'ambito della produzione enologica, potendo vantare il miglior Sauvignon d'Italia, un primato in campo
vitivinicolo, rafforzato anche dal prestigioso riconoscimento conferito a Duino Resina, città italiana del vino 2022. Questo il concetto espresso oggi a Verona dall'assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zanier in occasione dell'apertura dello stand collettivo Friuli Venezia Giulia Vinitali, dove la regione è presente con 77 aziende vitivinicole e una promozione unitaria all'insegna della ribolla gialla associata al marchio Io sono Friuli Venezia Giulia. L'assessore ha poi messo a fuoco il tema portante del padiglione Friuli Venezia Giulia di Vinitali di questa edizione, la ribolla gialla, un progetto che punta a fare della ribolla uno dei simboli della regione. Oggi si è tenuta la cerimonia per il 77° anniversario ricordo dei 29 partigiani fucilati dai nazisti alle carceri di Udine. La città di Udine ha dei momenti assolutamente importanti che ne contraddistinguono la storia. Io non mi riferisco soltanto alla grande storia, cioè la fondazione, al Parlamento, la Crudel Zobbia Grassa, ma mi riferisco proprio agli ultimi tempi, no? 26 luglio del 66, l'entrata dell'esercito italiano in Italia, ma poi la Resistenza, la Liberazione, il 1° maggio e poi questi episodi fondamentali che segnano il carattere indubbiamente di una persona, ma soprattutto segnano la storia di una città. Il significato di commemorazioni di questo tipo è quello di esaltare il sacrificio di questi giovani e meno giovani per la libertà e anche per un senso di pace dopo mesi, anni di guerra fratricida civile anche qui nel nostro Friuli. Però il senso più importante che ci lascia anche questi ultimi mesi tra la pandemia e la guerra in Ucraina è quella che non va data mai per scontata l'acquisizione di questa pace e che bisogna sempre tenere alti questi valori, e perché questo avvenga nel futuro bisogna che di queste commemorazioni siano fatte parte attiva i ragazzi, i più giovani, devono conoscere, perché se conoscono questi fatti li possono combattere nel futuro. Uno sci alpinista di Udine a rientro da Sella Ursic nel gruppo del Monte Canin si è infortunato un arto inferiore poco prima di arrivare al rifugio Gilberti. Proprio sotto la terrazza del rifugio è caduto procurandosi una forte distorsione. L'uomo era in compagnia di altri sci alpinisti. I primi a raggiungerlo sono stati i soccorritori della polizia in servizio sulle piste. Poco dopo il soccorso ha sbarcato il tecnico e il medico dell'equipe di bordo che hanno stabilizzato lo sciatore e lo hanno caricato a bordo per condurlo poi in ospedale a Udine. Il centro di catalogazione dei Magredi, dopo una battaglia durata 10 anni, è stato inaugurato ieri mattina a San Quirino. Il centro di documentazione e catalogazione dei Magredi in realtà, dopo 10 anni dall'avvio dei primi lavori, ieri è stato inaugurato a San Quirino nel contesto del Parco del Brolo, una struttura molto attesa, aperta all'attività didattiche, recreative e culturale e destinata a promuovere la conoscenza e l'archiviazione documentale dei Magredi, la loro valenza ambientale e turistica. Il centro di documentazione dei Magredi, un tassello importante per valorizzare il nostro territorio, un'opera costruita e voluta dall'amministrazione, un luogo, un posto dove far conoscere la flora e la fauna, il biotopo del nostro territorio. È un'opera che era iniziata proprio con la compartecipazione di 4 comuni e Cordenons era in prima fila proprio nella realizzazione di quest'opera. Poi abbiamo fatto un passaggio di consegne 5 anni fa, ricordo un percorso tortuoso, però alla fine siamo arrivati al dunque. È una realizzazione importante che dà delle risposte al territorio e chiaramente sarà un punto di riferimento non solo per San Quirino ma anche per tutta l'ex provincia. Il centro sarà aperto al pubblico già dal prossimo 12 aprile con un corso teorico e pratico per Walking Leader, a cui seguirà quello dedicato al progetto FVG Movimento 10.000 passi di salute. Le segnalazioni della presenza dei lupi sono ormai all'ordine del giorno e l'assessore regionale Zanier chiede un piano nazionale che possa perlomeno scoraggiare il loro avvicinamento ai centri abitati. Sulla tutela del lupo la norma è chiara, sono vietati la cattura, l'uccisione, il disturbo, il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione e la convivenza tra uomo e lupo non si può certo risolvere uccidendo gli animali. Informazione e tutela sono centrali. Quando si parla di lupi, quindi specie tutelate a livello comunitario per i quali oggi non è consentito nemmeno il disturbo, è inutile parlare e chiedere di interventi diretti.
interventi sono quelli che vengono concessi attraverso le varie richieste che vengono fatte ad ISPRA, però sostanzialmente fino a che non verrà adottato un piano lupo nazionale che stiamo chiedendo tutti a gran voce, che dia anche degli strumenti attivi perlomeno per scoraggiare la presenza in determinati ambiti, penso a quelli urbani dove ormai quotidianamente vediamo queste immagini che creano dei problemi, fino a quello noi abbiamo delle mani legate per fare azioni che non siano quelle di informazione e formazione e prevenzione. Per quanto riguarda invece la gestione della fauna selvatica, per l'assessore la partita è più che mai aperta. Il cambiamento ambientale da un lato, di abitudini dall'altro, ha portato un'espansione enorme della fauna selvatica, per cui la gestione dovrà essere una gestione sempre più precisa, puntuale, ma anche attiva, e su questo poi si scontrano grandi diversità di vedute e di pensieri, però è ovvio che credo che tutti iniziano a rendersi conto che qualcosa che è sfuggito rispetto alle pianificazioni iniziali c'è. Successo di partecipazione all'SR Bearzot di Aiello per la serata di beneficenza Un fiore per la ricerca. Presente tra gli altri anche il primario del reparto di oncologia dell'ospedale di Udine, il dottor Gianpietro Fasola, che ha evidenziato l'importanza e gli sviluppi negli ultimi anni della ricerca oncologica. Una serata di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto al reparto oncologico dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine come riconoscenza per le cure e l'attenzione prestate all'organizzatore Lorenzo Bearzot. Si è tenuta sabato sera ad Aiello del Friuli, l'SR Bearzot, la serata denominata Un fiore per la ricerca. All'evento, oltre all'amministrazione comunale di Aiello e al consigliere regionale Mauro Bordin, hanno preso parte il primario di oncologia Gianpietro Fasola, i dottori Paolo Ermacora, Maurizio Zilli, Roberto Adamo e le dottoresse Pelle e Targato e molti altri medici. Negli ultimi 10 anni è cambiato il panorama, la possibilità di curare e di guarire neoplasie che fino a 10 anni fa ritenevamo invariabilmente fatali. Ed ora andiamo a Palmanova, dove dopo 2 anni di stop a causa della pandemia verrà riorganizzato il lunedì di Pasquetta. Le chiusure imposte dal Covid sono alle spalle e a Palmanova ecco un nuovo segnale di ritorno alla normalità. Il ripristino della Pasquetta da vivere tra i bastioni e la piazza, con attività all'aria aperta tra Porta Udine e Porta Cividale, giochi per bambini, picnic sui prati del Parco Storico dei Bastioni, visite guidate alla fortezza e in Piazza Grande mercato straordinario e degli hobbisti. La Pasquetta quest'anno sarà anche un evento sostenibile, infatti tutto il cibo integro che non verrà venduto sarà donato alle persone più in difficoltà. Molte le attività proposte: gite in carrozza, il battesimo della sella per bambini e adulti con cavallo e pony, le gite in sella e calesse, l'aquilonata, laboratori artistici di mosaico, area giochi e flash game, con mini partite di pallavolo, danze con la fisarmonica, musica, la scoperta per bambini del mondo delle api in lunetta, l'attività informativa e la didattica per bambini dell'Acri di Palmanova e gli interventi storici dei rievocatori con la ronda delle milizie a cura del gruppo storico di Palmanova. 400 uova di cioccolato saranno poi distribuite gratuitamente ai bambini. Siamo allo sport, storica prima vittoria dell'Udinese al Penzo, i bianconeri avanti con De Lufeu si fanno raggiungere all'86esimo, poi al 94esimo con Becao sotto la curva dei 2000 friulani mettono dentro il gol che vale la seconda vittoria consecutiva. Sentiamo un po' le voci da Venezia, inizierei da quella del tecnico. Sono molto felice e credo di dover ringraziare il lavoro svolto da Luca in precedenza, che mi ha permesso di partire da una buona base alla quale aggiungere tutte quelle sono le mie idee e il mio modo di vivere il calcio. I ragazzi stanno facendo un lavoro eccezionale e credo che quando lavori con una certa intensità, con una certa mentalità, i risultati arrivano. Ci ha fatto andare in festa, è stato incredibile. Al gol di Beccao lo stadio è esploso di gioia, si può guardare qua la gioia dei tifosi. Continua la gioia qua fuori? Sicuramente, è stata una festa, guarda, io sono esploso. Contentissima, guarda, brava la squadra tutti, ma noi tifosi dai. Tanta emozione, tanta davvero. C'è molta unione, c'è molto gruppo, si vede che siamo friulani perché ci vogliamo bene. Oggi veramente è stata una gioia indescrivibile. Una gioia incredibile vincere negli ultimi minuti, soprattutto con un avversario legato a noi per vari motivi come il Venezia. Una bella partita, comunque una bella occasione perché era la nostra prima trasferta.
Siamo in chiusura, ma subito dopo la pubblicità Sport FVG per tutti i risultati del calcio dilettanti. Grazie per l'attenzione, buona serata.